la prima prova del campionato europeo 2024, la 90ª edizione di fine estate all'ippodromo del Savio di Cesena. Tutto pronto per il via di questa prova che è anche seconda tris. 12 dietro le ali della macchina, l'1 Zefiro Dete, Gaetano Di Nardo, 2 Amoni USM, Crescenzo Maione, 3 Clickbait, Roberto Vecchione, 4 Denver Joe, VP dell'Annunziata, 5 Daliprav, René Legati, 6 Achela Palfermo, Francesco Paolo Caruso, 7 Callisto Vincenzo Luongo, 8 Heart of Steel Santo Mollo, 9 Vesna Giampaolo Minnucci, 10 Diamond Truppo Antonio Velotti, 11 Capital Mail Antonio Di Nardo, 12 Chance e K Pietro Gubelli. Autostart che entra in retta, si prepara al lancio per la prima prova del campionato europeo. Problemi per Zefiro Dete. Andati, Clickbait contiene Denver Joe e si impone subito al comando dalla seconda fila. Bene Diamond Truppo che filtra e si sistema terzo in corda alle spalle di Denver Joe, il quale parcheggia dietro a Clickbait. E così dopo 200 metri Clickbait ha preso l'iniziativa, 14 spaccato sul piede dell'1 e 10 il lancio. Clickbait in vantaggio, Denver Joe in seconda posizione, in terza Diamond Truppo, in quarta Daliprav, poi Capital Mail, quindi Achela Palferm che precede Vesna. Via via gli altri con in coda Callisto. 29-2 i primi 400 metri di corsa, direi abbastanza tranquilli per Clickbait, che ha fatto capire subito la sua superiorità in partenza, ha lasciato i rivali sistemarsi alle sue spalle e ora amministra il vantaggio acquisito dietro le ali dell'Autostart. Clickbait e Roberto Vecchione al comando sotto alle tribune, Denver Joe in seconda posizione che precede Diamond Truppo, poi Daliprav, quindi Capital Mail ancora che la Palferm sposta all'esterno e prova a risalire per gradi Chance K. 1 minuto e 7 decimi per il giro iniziale, sposta Diamond Truppo dalla terza posizione, da fuoco alle polveri Antonio Velotti che prova ad andare a fare match con Clickbait, il quale si è permesso un chilometro tutto sommato tranquillo, anzi tranquillissimo per la categoria, in 1.15 e mezzo, in vantaggio Clickbait, Diamond Truppo allo scoperto, in corda Denver Joe, in pariglia Daliprav, poi Capital Mail, quindi Achela Palferm, la retta opposta alle tribune, in 13.4 è il parziale sparato da Clickbait che si è tenuto tutta la benzina del serbatoio per il finale. Ha sbagliato Diamond Truppo all'ingresso addirittura d'arrivo, un'altra frazione in 13.7, c'è un 27.1 di quarto, lo scritto per Clickbait che è in netta evidenza nei confronti di Denver Joe che prova a rimontarlo. Benissimo Capital Mail al terzo, Clickbait si assicura quantomeno il race off e vince nei confronti di Denver Joe. Al terzo Capital Mail c'è 27.4 ad arrivare, preceduto da un 13.4 che vuol dire 48 per gli ultimi 600 metri di corsa. Imprendibile Clickbait, Roberto Vecchione in salchi, Alessandro Gocciadoro al training, la proprietà olandese della Murostal Racing per l'8 anni americano da Cantaball che si impone nettamente, vince nei confronti di Denver Joe e Capital Mail la prima prova del campionato europeo. Ancora una volta nelle immagini la retta d'arrivo di Clickbait e Roberto Vecchione che vengono a vincere nettamente al secondo. Denver Joe precede un ottimo Capital Mail, 48 per gli ultimi 600 metri di corsa. Impossibile girargli all'esterno. Nicole.